24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. La scuola veneta è tra le migliori. Per quanto riguarda la qualità del sistema scolastico in generale, il Veneto presenta performance tra le più positive rispetto alle altre regioni italiane. Il sistema non è comunque immune da criticità, prima fra tutte l'incidenza che ha ancora lo status sociale della famiglia nel determinare le scelte scolastiche e lavorative dei giovani. La qualità educativa in Veneto è l'oggetto di una monografia realizzata dalla Regione e presentata dal vicepresidente della Giunta Marino Zorzato. Tra i punti di forza individuati dallo studio, gli elevati livelli cognitivi dei quindicenni scolarizzati, la buona situazione dei licei e la diminuzione degli abbandoni scolastici. Mentre in Italia la primavera è esplosa e il sole già scalda parecchio, in Ucraina è ancora piuttosto freddo e bisogna indossare abiti pesanti. Questo non ha tuttavia rallentato l'affluenza dei cittadini di quel paese alla 18ª edizione dell'Ukraine International Travel and Tourism Exhibition, il più importante salone delle vacanze del paese dell'Est, dove il Veneto, prima regione turistica d'Italia, ha voluto proporre la propria offerta di ospitalità sia estiva che per tutto il periodo dell'anno. E per visitare il desk del Veneto, gli ucraini stanno letteralmente facendo la coda, dimostrando lo straordinario successo di interesse verso le proposte del turismo regionale, in particolare l'offerta del mare, ma anche per la montagna invernale e per le città d'arte. La Guardia di Finanza di Verona, nell'ambito dei controlli in materia di impiego di manodopera irregolare e di sicurezza sul posto di lavoro, ha operato anche nei confronti di diverse ditte che in questi giorni sono state impegnate presso i padiglioni dell'ente fieristico veronese nelle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture e nell'allestimento dei numerosi spazi espositivi dove, tra domenica e mercoledì scorsi, ha avuto luogo la nota rassegna vitivinicola di rilievo internazionale Vinitaly 2012. Nel corso dei controlli, che hanno visto impegnati complessivamente oltre 300 militari, sono state verificate le posizioni lavorative di quasi 1000 persone impiegate dalle imprese controllate. Presso alcune di queste, 84 lavoratori sono risultati irregolarmente assunti o impiegati e per 52 di questi non era stato stipulato alcun contratto di lavoro. Non ha ancora un volto il pirata della strada che ieri sera intorno alle 19 a Padova ha investito e ucciso un pedone all'incrocio tra via Vicenza e via Tirana, ai piedi del cavalcavia che porta a Chiesa Nuova. L'investitore ha prima tentato di fuggire a bordo della Toyota RAV4 di cui era al volante, risultata poi rubata, e si è dirigato infine a piedi. Nell'impatto mortale ha perso la vita Goffredo Macolino, pensionato 77enne ex dirigente delle Poste. Centrato in pieno dall'auto che a tutta velocità usciva contromano dalla traversa di via Vicenza, è morto sul colpo. I carabinieri stanno lavorando all'identikit del fuggitivo, un lavoro non facile poiché i testimoni hanno fornito finora versioni contrastanti. Secondo le prime descrizioni raccolte sul posto si tratterebbe di un giovane di circa 30 anni, carnagione chiara, alto circa 1,70 m, corporatura normale, capelli corti, jeans, maglia a maniche lunghe con delle strisce. Sull'asfalto è ancora visibile la traccia dell'urto che nella carambola ha coinvolto una Porsche su cui viaggiava un uomo e una Ford Focus con a bordo una famiglia. Tutti gli occupanti dei veicoli sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Mafia e pallone, un binomio sempre più di attualità che investe tutto il sistema calcio senza alcun limite né geografico né di categoria. A essere coinvolto negli scandali del calcio scommesse non è solo il mondo della Serie A, con i suoi calciatori perennemente sotto i riflettori, ma anche le altre categorie, quelle dei dilettanti o degli amatori comprese. Questo quanto emerso nell'ambito della tavola rotonda dal titolo Scommettiamo che, organizzata dal Cenacolo, il circolo culturale e sportivo che si prefigge di promuovere lo sviluppo dello sport padovano sia a livello agonistico che educativo. Il fenomeno delle scommesse sportive, dietro cui si cela la malavita organizzata e che troppo spesso determina i risultati delle partite, falsando di conseguenza i campionati, fatica a trovare antidoti efficaci e duraturi.
In prima linea, per cercare di arginare il problema, facendo sì che sempre meno giocatori ne siano coinvolti, è l'AIC, l'Associazione Italiana Calciatori, guidata dal presidente Damiano Tommasi. Stiamo visitando tutte le squadre, da parte dei giocatori c'è la massima attenzione al problema e purtroppo la consapevolezza che qualcuno ha sbagliato, e più di uno purtroppo, e oggi dobbiamo sapere, insomma, che a pagarne le conseguenze purtroppo è tutto il sistema. I nuovi ricchi sfidano l'America, Brasile, Russia, Cina e Sudafrica, pronti a creare un istituto di credito alternativo alla Banca Mondiale per finanziare il commercio con una nuova moneta. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.